qui Giorgio Angius, che è il vice sindaco di Cagliari. Sì, sì, sì. Grazie mille, grazie per l'invito. Io sono il vice sindaco e come tale spesso ho un'agenda che è praticamente complementare a quella del sindaco. Il sindaco mi chiama la mattina per dirmi non posso andare da questa parte, vai dall'altra, io come una pallina passo da una parte all'altra. In questo caso sono veramente contento che la pallina sia finita qui e che abbia avuto l'opportunità di essere presente a questo convegno, perché è estremamente importante ed è molto, molto importante che per la nostra amministrazione, che possiamo definirla amica di Israele, sia per il sindaco, sia per me, come riformatori sardi, per tutta la compagine politica che governa in questo momento la città di Cagliari, sicuramente una compagine amica di Israele. Ci tengo quindi, anche se sono passati ormai 2 mesi, a esprimere la più completa e incondizionata vicinanza a Israele, al popolo ebraico, a tutti gli amici di Israele per il più grave attentato del dopoguerra che è avvenuto il 7 ottobre. È stato un atto di straordinaria ferocia, però se posso essere anche trasparente, siamo anche abituati alla ferocia. Homo homini lupus, sappiamo che l'uomo può dare il peggio di sé in condizioni estreme, però l'elemento che più mi ha colpito è quello che in 2 giorni l'Occidente abbia metabolizzato completamente l'accaduto, l'abbia superato, l'abbia considerato normale, abbia girato pagina. E questo è sorprendente, cioè se anche in Occidente, anche da noi, in un'opinione pubblica anche abbastanza moderata, dove anche giornali che nei decenni passati erano stati molto più schierati da altre parti hanno delle direzioni oggi molto più moderate, come quella di Molinari, naturalmente faccio riferimento. C'è stato questo metabolismo immediato della tragedia, deve farci preoccupare, perché questo è indice di antisemitismo. È il campanello d'allarme che deve far capire oggi, purtroppo, che non c'è ancora pace per Israele, non c'è ancora pace per gli ebrei, che quelle manifestazioni annuali in cui si coltiva la memoria e si cerca di celebrare il passato non sono più attuali, come diceva Mario Carbone adesso. Non basta più, evidentemente non siamo più in una fase di celebrazione della memoria, ma siamo in una fase attiva in cui bisogna fare qualcosa subito prima che la deriva ci porti ancora più lontano. Quindi un incontro di questo tipo è straordinariamente puntuale e efficace, perché ci mette un'agenda sotto gli occhi da percorrere, da riempire di contenuti. E su questo considerate l'amministrazione comunale al vostro fianco, perché spaventa ciò che non si conosce, e in questo caso tutto quest'odio, l'odio quasi sempre è legato all'ignoranza, alla non conoscenza, e quest'odio forse può essere combattuto con più conoscenza, con più cultura, con più consapevolezza. Tanti ragazzi magari in buona fede manifestano credendo probabilmente di portare avanti dei messaggi positivi, probabilmente non sanno neanche di cosa stiamo parlando, non sanno neanche cosa sia la storia di Israele, quale sia stata la storia degli ebrei negli ultimi 2000 anni e nel recente passato. Quindi in questo senso le associazioni anche culturali che sono vive a Cagliari hanno, e naturalmente tutto l'Occidente non può essere una goccia che colma la misura, sono fondamentali. Da questo punto di vista quindi non posso che confermare il nostro sostegno, la nostra solidarietà, l'impegno a lavorare insieme, a costruire delle basi culturali per promuovere l'immagine degli ebrei, di Israele, positiva, normale, quotidiana, in cui non si abbia timore di qualcosa che non si conosca, ma lo si conosca, magari anche con iniziative anche più leggere che possono far vedere veramente che il popolo di Israele è un popolo occidentale nella cultura come lo siamo noi, che ha mille radici e 1000 intrecci con la nostra cultura, se non è stato parte integrante e sostanziale, e che non c'è oggi nessun motivo di temere l'ignoto.